Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Focolai accesi dopo 8 giorni dal rogo che ha interessato lo stabilimento di Augusta, revocate le ordinanze di stare al chiuso, diossina il consiglio è di lavare gli ortaggi, l'esperto rischi limitati per un'esposizione di pochi giorni. Palermo dai 2 volti alla calza, una giovane turista svizzera rischia di essere stuprata e viene salvata da una coppia di uno street food. Dall'altra parte decine di persone contro la polizia per difendere 2 ladri che avevano rubato una moto. Uccisi perché non pagavano il pizzo, la storia di 2 imprenditori ammazzati nel 1990 per 1 miliardo di lire. La Procura Generale di Catania riapre il caso dopo 35 anni. La storia di Timida, la cagnolina orribilmente uccisa a Siracusa fa il giro del web e indigna l'appello della deputata Michela Vittoria Brambilla, ma fortunatamente c'è chi i cani anziché sulle rotaie li mette negli ospedali per dare emozioni e tenerezza ai pazienti, come succede ad Agrigento. L'AFA ci ha dato tregua, ma il gran caldo tornerà già da lunedì, allora ecco i consigli per un bon ton adeguato da tenere in spiaggia. La sconfinata giovinezza di Pupi Avati stasera da Cireale con la proiezione del film La seconda notte di nozze alla presenza del regista bolognese. Calcio, da domani Palermo in ritiro in Valle d'Aosta, la società stringe per portare in rosanero Palumbo. Catania, vigilia di partenza per Norcia per il gruppo di Toscano, il club rossazzurro in queste ore sta definendo gli ingaggi di Pieraccini e Rolfini, a breve l'ufficialità di Casasola. Come abbiamo sentito nei titoli, superata la fase critica, resta ancora tanta paura nel comprensorio interessato dal rogo divampato all'impianto di smaltimento rifiuti di Augusta. Per l'esperto i rischi sono limitati per la popolazione se l'esposizione è durata pochi giorni. Lorena Dolci. A distanza di 8 giorni dal rogo che ha mandato in fumo tonnellate di plastica, non sono ancora spenti i focolai all'Ecomac, l'azienda per lo smaltimento di rifiuti di Augusta. I vigili del fuoco sono sul posto, la colonna di fumo non c'è più, ma resta la paura per quelle esalazioni che per giorni hanno offuscato l'aria. Il verdetto dell'ARPA è stato chiaro, superati i limiti di diossine e altre sostanze contaminanti, anche se poi i venti hanno favorito la dispersione. I sindaci del comprensorio, che va da Siracusa a Melilli, da Priola a Floridia, hanno ritirato le ordinanze di stare al chiuso, ordinanze che peraltro in pochi avevano rispettato in piena estate. L'esposizione temporanea della popolazione per un paio di giorni, se fosse stata effettivamente molto importante, avrebbe dato già degli effetti a livello della cute, del fegato, del metabolismo del glucosio. Resta la raccomandazione di lavare bene gli ortaggi prima di consumarli, mentre sono in corso campionamenti sulle coltivazioni della zona. E adesso sarà da vedere quello che dall'atmosfera riesce a ricadere sul suolo e ad essere assorbito da vegetali e animali e che possa permanere eventualmente sulle acque. Il sindaco di Augusta Di Mare ha denunciato intanto l'azienda per disastro ambientale e la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Dubbi sulle misure di sicurezza adottate nello stabilimento, dove già 3 anni fa si era sprigionato un grosso rogo. Non deve più accadere, ha tuonato ieri il prefetto di Siracusa, Signer, che ha disposto controlli su tutti i 28 impianti di stoccaggio della zona. Da un lato una notte da incubo alla calza, dove una giovane turista svizzera ha rischiato di essere stuprata per poi essere salvata da una coppia che gestisce un furgoncino fast food. Dall'altro l'azione di decine di persone che si scagliano contro la polizia in difesa di 2 ladri che avevano appena rubato una moto. È la Palermo dai 2 volti di oggi. Marco Gullà. Avevano appena rubato una moto, poi l'inseguimento in centro, lo schianto frontale con la polizia e la folla che scende in strada per aiutare 2 ragazzi a scappare. È quanto successo tra Piazza San Domenico e via Giovanni Meli a Palermo, dove gli agenti, dopo l'incidente, sono riusciti a bloccare e arrestare 2 ragazzi poco più che ventenni che adesso dovranno rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell'inseguimento 2 dei ricercati sono riusciti a scappare, 2 invece gli agenti feriti. Quel che emerge
Invece è ancora una volta uno spaccato desolante, con decine di persone schierate a favore di chi ruba e contro gli agenti di polizia. Notte da incubo invece alla calza per una giovane turista svizzera. Un uomo nordafricano l'avrebbe seguita e una volta arrivati all'altezza di Porta dei Greci l'avrebbe afferrata per un braccio e trascinata in un angolo buio con l'intento di stuprarla. La ragazza è riuscita a scappare e a rifugiarsi in questo chioschetto allestito per il festino di Santa Rosalia. I proprietari sono riusciti a mettere in salvo la ragazza ed accompagnarla nell'albergo dove alloggiava. Momenti di tensione anche in periferia, dove un uomo di 68 anni ha danneggiato con una mazza decine di auto parcheggiate, poi si è barricato in casa, ma per fortuna è stato bloccato prima che potesse fare gesti inconsulti. È stato denunciato. Uccisi perché non pagavano il pizzo. È un cold case, la storia di due imprenditori che sono stati ammazzati dalla mafia nel 1990. La somma era allora 1 miliardo di lire. Il caso è stato riaperto dopo 35 anni. Francesco Triolo. Un vecchio caso sul quale la Procura Generale di Catania dallo scorso 9 gennaio è tornata ad indagare dopo diverse archiviazioni. Quello del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, rispettivamente di 33 e 52 anni, uccisi il 31 ottobre del 90 nel sito delle acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di pizzo. Secondo la ricostruzione della Procura Generale, dopo il duplice omicidio Amato Stabiumi e Ettore Lonati di Alfa Acciai, società bresciana che dopo la morte di Rovetta deteneva le quote di maggioranza della Megara, hanno deciso di corrispondere a Cosa Nostra 1 miliardo di lire provenienti da provviste in nero appositamente create nella gestione della società. Un pagamento per cui avrebbe svolto un ruolo da mediatore Vincenzo Vinciullo, imprenditore 81enne che è indagato e che in passato aveva svolto il ruolo di agente di commercio della Megara, oggi Acciaierie Sicilia. Secondo l'accusa, l'attività estorsiva è poi andata avanti per anni. Il nome di Vinciullo è contenuto nell'informativa Grand Oriente, una vasta indagine, prima della DIA e poi del ROS, sulla famiglia di Cosa Nostra di Caltanissetta, basata sulle dichiarazioni dell'infiltrato Luigi Ilardo, ucciso dalla mafia a Catania, e nella corrispondenza su pizzini che il capomafia Bernardo Provenzano riceveva e inviava tramite Simone Castello. Adesso la storia della cagnolina timida, uccisa, orribilmente uccisa, legata sui binari della ferrovia, e inorridisce l'intero paese. La foto del suo musetto buono fa il giro dei social. Interviene la deputata Maria Vittoria Brambilla. Con la nuova legge chi sevizia, uccide e organizza combattimenti rischia il carcere e maxi multe. Francesco Aloi. È su questi binari che Timida è stata legata viva per poi essere uccisa da un treno in corsa. La storia della cagnolina Timida continua a indignare tutta Italia, un'efferatezza che fa rabbrividire. Annuncio sin d'ora la costituzione di parte civile della nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Timida, almeno questo ti dobbiamo. Per un caso come Timida parliamo di 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. Io auspico che la magistratura agisca in fretta e soprattutto applichi il massimo delle pene possibili. Ad oggi però non ci sono indagati, anche se la procura sta valutando gli elementi per aprire un'eventuale inchiesta. Chi ha fatto tutto questo con la nuova legge Brambilla rischierebbe quindi carcere e maxi multa. Però la riforma, in vigore dal 1 luglio, non può essere retroattiva. Il fatto è avvenuto prima del 1 luglio, parliamo della mia riforma attesa da 25 anni che finalmente ribalta la prospettiva di tutela degli animali, oggi soggetti giuridici portatori di diritti in quanto esseri senzienti, e inasprisce tutte le pene per chi commette reati nei loro confronti, rendendogli finalmente giustizia. Non solo chi uccide crudelmente, ma anche chi organizza i combattimenti rischia grosso. Oltre al carcere anche una sanzione, che può arrivare fino a 160.000 euro. E a Catania invece 2 cavalli sono stati posti sotto vincolo sanitario dopo che la polizia, impegnata a prevenire e reprimere le corse clandestine e la macellazione abusiva, ha eseguito un controllo in un terreno in zona San Giuseppe l'Arena, dove era stato ricavato un box clandestino per la custodia illegale di animali. Al gestore, un pregiudicato di 59 anni, sono state inflitte sanzioni per 6.500 euro.
Apriamo la pagina politica. Catania ospita gli Stati Generali delle Politiche Giovanili con il ministro Andrea Abodi che annuncia a breve una legge unica per il settore. Luca Ciliberti. Stiamo per varare la settimana prossima, forse quella successiva, il primo disegno di legge sui giovani, che sarà una specie di testo unico. È la prima volta nella storia della Repubblica. Questo non risolve il problema, ma è una testimonianza di volontà di semplificare e di mettere a disposizione gli strumenti di varia natura. Gli eventi come questo chiaramente sono finalizzati a coinvolgere sempre di più i giovani e fare in modo che anche loro possano dire la propria. Catania ospita gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, un centinaio di ragazze e ragazzi pronti a confrontarsi sulle sfide del futuro. Un evento che ha portato a Catania il ministro Abodi, che ha anche la delega allo sport, primo elemento di aggregazione e formazione. La sfida è quella di ridurre il numero dei NEET, ovvero coloro che non svolgono e non cercano alcun lavoro. Quelli che vengono chiamati freddamente i NEET sono molto di più di un acronimo, sono vita che deve riprendere con una sua normalità. Catania e Palermo sono state inserite dal governo Meloni nel decreto Caivano che punta a risanare le periferie di San Cristoforo e Borgonuovo con opere e progetti di inclusione sociale. Il decreto Caivano e politiche giovanili dialogano nella misura in cui gran parte dei progetti, direi tutti i progetti a Caivano e nelle altre 8 centralità sono dedicati principalmente ai giovani, a offrire opportunità molto spesso di carattere sportivo. Qui a Catania voi sapete che c'è un progetto che riguarda San Cristoforo dove lo sport è meno presente, ma comunque il messaggio è dedicato quasi esclusivamente ai giovani. Il coinvolgimento delle nuove generazioni in questo senso diventa fondamentale per la crescita del paese. A Palermo il PD si incontra per promuovere la pace nel Mediterraneo. Tra gli ospiti Gianni Cuperlo, una presenza che rafforza la nuova leadership regionale del segretario Barbagallo. Il Partito Democratico condanna i conflitti in corso in Medio Oriente e nel Mediterraneo. A Palermo promuove un incontro sulla pace dal Mediterraneo all'Europa. È un mondo in fiamme, è un mondo che restituisce un'attualità a parole che pensavamo rimosse dal nostro vocabolario, dall'agenda: guerra, sterminio, genocidio. E allora il compito della politica è quello di rimettere al centro i temi della pace, del disarmo, della convivenza, del dialogo tra le religioni. La presenza di Gianni Cuperlo in Sicilia non è casuale e rafforza la segreteria regionale di Anthony Barbagallo. La Sicilia, secondo il Partito Democratico, potrebbe diventare fondamentale nel processo di pace proprio per la presenza di avamposti NATO come Sigonella. E il rischio è di diventare una piattaforma di guerra al centro del Mediterraneo. Noi dobbiamo contestare e contrastare questa prospettiva, perché solo la pace, solo la costruzione della pace, solo la ripresa del dialogo, della cooperazione nel Mediterraneo diventa la premessa per ogni prospettiva di sviluppo e di benessere della nostra regione. Al convegno ha partecipato anche il segretario regionale Anthony Barbagallo, appena riconfermato dopo un congresso di fuoco che ha dato vita a una nuova segreteria siciliana senza ribelli. E voltiamo pagina perché da lunedì torna il caldo africano e le spiagge saranno ancora più assaltate, con l'inizio anche dei periodi di ferie per molti italiani. Ma quali sono le buone maniere da seguire sotto l'ombrellone? Ecco il decalogo del bon ton del Coda con Desiree Ferlito. Genitori, parlate con tono. Se dovete chiamare o rimproverare i vostri figli, alzatevi e fatelo di persona. Urlare dalla sdraio disturba chi cerca un po' di silenzio, e questo è vero. Oh papà! Oh! Senta, guardi che c'è suo figlio che la chiama, Ha ragione, scusi. Edoardo è completamente distratto, quindi bisogna alzare il volume, mi sa. Vieni qua, non dare fastidio, dovresti dire. Vieni qua, Edoardo! Un po' più piano? Edoardo, non dare fastidio, vieni qua. Evitate telefonate a voce alta e note vocali a tutto volume. Sarebbe un discorso sano, soltanto che non viene ascoltato. Fotografare e riprendere altri bagnanti, anche accidentalmente senza il loro consenso. Senza violare la privacy degli altri. Anche perché non si sa gli altri se sono, liberi in giro o meno. Niente tuffi rumorosi o schizzi improvvisi, si gode di un bagno tranquillo e non deve essere disturbato. Per me è un po' discutibile. Siamo al mare, dico no, dai, al mare se non fai schizzi.
Mo te do 4 pizze e si ne esci da quell'acqua. Hai fracicato tutti. Hai fracicato. Nel decalogo del Codacons anche il rispetto degli spazi altrui. Troppo spesso vengono invasi i limiti con borse, sdraio e giocattoli, ostruendo il passaggio verso il mare. Le docce servono a rinfrescarsi, evitare l'uso di saponi e shampoo che inquinano. Sport e giochi solo negli spazi consentiti. Cani sì, ma nel rispetto degli altri. E per finire, la buona educazione nei confronti dei venditori ambulanti. Se non siete interessati è sufficiente un cordiale no, grazie. Non sono necessarie discussioni né trattative infinite. Sotto il sole. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo, parliamo di pet therapy e anche di pupi alati. All'ospedale di Agrigento due cani Golden Retriever girano tra i pazienti in corsia nel reparto di radioterapia dispensando emozioni e affetto. Davide Sardo. Coccole e sorrisi tra le corsie dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove Ariel e Margot, due Golden Retriever dell'associazione Pet Rainbow, sono entrate nel reparto di radioterapia per regalare un momento di leggerezza ai pazienti. Emozioni, giochi e tenerezza in un contesto difficile dove anche un semplice gesto può fare la differenza. L'iniziativa rientra nel progetto di Pet Therapy già attivo nella struttura e punta a umanizzare le cure attraverso il contatto con gli animali. Serve proprio ad aumentare la fiducia nei trattamenti e anche a determinare una maggiore empatia che attraverso l'animale poter aumentare anche l'empatia col personale sanitario e quindi abbattere un po' quelle barriere che ci sono a volte tra il paziente e operatore sanitario e per aumentare anche quelle che sono le capacità del paziente di affidarsi con fiducia a questo percorso. Tra i momenti più toccanti il suono della campana della vittoria da parte di Aldo, paziente in fase conclusiva del trattamento, accompagnato dai due cani e dagli applausi del personale. Un'esperienza che unisce scienza, empatia e amore. La sconfinata giovinezza di Pupi Avati, la rassegna cinematografica che stasera ad Acireale vede la proiezione del film La seconda notte di nozze alla presenza del regista bolognese che sarà accompagnato da Katia Ricciarelli e Enrico Loverso. Desiree Ferlito. C'è grande attesa da Cireale per l'arrivo di Pupi Avati, protagonista della rassegna cinematografica La sconfinata giovinezza, organizzata dalla città di Acireale con il sostegno della regione siciliana e con la direzione artistica di Mario Patanè. Ha fatto oltre 50 film, ne abbiamo scelti 4 delle 9 che abbiamo recensito. Questa sera alle 21 alla Villa Belvedere di Acireale con il regista Pupi Avati saranno ospiti anche il produttore e sceneggiatore Antonio Avati, Katia Ricciarelli ed Enrico Loverso per la proiezione del film La seconda notte di nozze. Ad accogliere il pubblico l'assessore alla cultura Enzo Di Mauro. Il risultato finale è quello che si vede, è quello che vede il pubblico, ma dietro c'è un grande lavoro, una grande organizzazione. Il forte evento ha reso impossibile la proiezione di Impiegati, secondo film in programma, girato da Avati nel 1985, di cui l'attore Claudio Botosso ricorda. In questo film c'era forte anche il senso dell'amicizia, c'è la storia di questi due ragazzi che vivono insieme, no? Questo io ho di Pupi, che, no? Questo senso dell'amicizia molto forte che lui ha. Il regista sarà presente anche alla serata conclusiva della rassegna, domani alle ore 21. Prima della proiezione del film Dante saranno protagonisti anche Antonio Avati, Alessandro Sperduti e Luigi Boneschi. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio, mercato del Palermo in fermento, rosanero che hanno in mano Gyasi ma non riescono ancora a definire l'affare Palumbo con il Modena in uscita Verre. Domani inizierà il ritiro in Valle d'Aosta. Marco Gullà.
Come nelle montagne russe, il mercato del Palermo è un sali e scendi continuo. Trattative che sembrano definite e che poi improvvisamente si arenano, come quella con lo Spezia per Salvatore Elia. Ma anche per il centrocampista Palumbo la musica sembra essere la stessa. Il calciatore ha già tempo detto sì ai rosanero, ma l'accordo tra le due società non è ancora stato trovato. L'opzione Sarici come pedina di scambio è saltata, ma si può ancora arrivare al giocatore o pagando circa 2 milioni o aggiungendo un'altra contropartita. Giasi invece è già in mano e la prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. In difesa resta viva la pista per Bani, anche se il Genoa propone un rinnovo. Il calciatore attratto dal Palermo riflette sul da farsi. L'alternativa sarebbe Cistana, ex Brescia. Come under Lucchesi della Fiorentina è sempre in pole, ma piace anche Cittadini. In uscita anche Verre, che è stato proposto al Pescara, Insigne e Di Mariano verso Avellino e Bari. Entrambi non partiranno per il ritiro in Valle d'Aosta in programma da domani. Prosegue infine, senza sosta, la campagna abbonamenti. Dopo soli 4 giorni di prelazione sono già 7.411 le tessere rinnovate per la stagione 2025-2026. Un dato certamente positivo. L'obiettivo del club è quello di superare le 13.000 tessere dello scorso anno. E anche per il Catania scatta il ritiro lunedì a Norcia, ultime ore caratterizzate dagli arrivi dei giocatori che faranno parte del gruppo rossazzurro. Francesco Triolo. Domani la partenza per il ritiro di Norcia e quindi queste sono ore di fermento in casa Catania. C'è da organizzare tutto il lavoro, c'è da completare la lista dei convocati da parte del tecnico Mimmo Toscano. Lo scalo di Fontanarossa quindi diventa un crocevia piuttosto trafficato in arrivo e in partenza. L'ufficialità di Mattia Maffei, che torna al Trento, è stata la prima. Adesso sono attese le altre operazioni. Fuori dai convocati spiccano i nomi di Anastasio, diretto alla Salernitana, Guglielmotti e Montalto, per i quali si sta cercando una sistemazione o si sta lavorando alla risoluzione del contratto. Tra confermati e vecchie conoscenze di rientro alla base, Cicerelli, D'Andrea, Silvestri, ci sono inoltre alcune posizioni da chiarire, come Imenez, la cui permanenza a Catania non è scontata. Il trequartista, che a metà della scorsa stagione sembrava uno dei punti fermi della squadra, ha destato l'interesse di altri club e a condizioni di mercato favorevoli può partire. Sono già a Catania invece il difensore Simone Pieraccini e l'attaccante Alex Rolfini, i due giocatori, il primo proveniente dal Cesena, il secondo nell'ultima stagione al Vicenza, attualmente svincolato, dovrebbero mettere nero su bianco il contratto nelle prossime ore. Si attende anche l'ufficialità di Casasola, già in città da qualche giorno. Continua invece la trattativa per Donnarumma, ma anche il terzino, fuori dai convocati del Cesena, sembra sempre più vicino al Catania. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.